Fabrizio Contu è un commerciante di Smirionis e nella strada centrale che dà il nome al rione, in via Smirionis, da 6 anni vende prodotti per animali. Ci sono delle criticità nel rione? Le criticità sono quelle che furono annunciate un anno fa in una riunione avuta con il vice sindaco e gli assessori, che la realizzazione di queste piste ciclabili inevitabilmente hanno rallentato il traffico invece di migliorare la viabilità, perché i lavori sono stati fatti per migliorare la viabilità. C'è stato un netto peggioramento, ma questo, ripeto, l'avevamo già annunciato, era prevedibile, perché riducendo una via con 4 corsie, riducendola a 2 corsie, è inevitabile il congestionamento, anche perché una via altamente trafficata. La criticità è questa, che ci sono dei momenti della giornata che la strada è impraticabile, ci vuole circa mezz'ora per attraversare via Smirionis, cioè è un tempo assurdo, una tempistica assurda, senza contare che poi si congestiona di conseguenza la via Cadello, la salita per Piazza d'Armi, parte di via Campania. Se questo è migliore la viabilità, l'assessore Marras dovrebbe un po' rivedere il suo ruolo, dovrebbe rivedere il suo ruolo. Lei è E commerciante e anche residente a sì, sì, Smirionis. sì. A viabilità a parte, ci sono delle altre criticità che ha il rione? Beh, certo, si riscontra il tutto poi nel commercio, sul commercio, perché c'è stato un calo delle vendite notevole, non solo a me, a tutti. Tutti si lamentano del calo delle vendite, anche qui l'assessore Cilluccu dovrebbe un po' rivedere la sua posizione, perché ci dissero che era solo questione di poco tempo che la gente si sarebbe abituata, anzi la gente avrebbe iniziato a usare la bicicletta per fare la spesa, ma siccome qua siamo a Cagliari, non siamo a Londra, non siamo a Barcellona, non siamo a Madrid, dove hanno una cultura molto diversa dalla nostra, la bicicletta a Cagliari poi è impraticabile, perché Cagliari è una città realizzata sulle colline, perciò voglio vedere la signora che fa la spesa al market e poi deve farsi la salita di Piazza d'Armi in bicicletta, voglio proprio vedere come fa, anche lì sono cose che ne abbiamo discusso in quella famosa riunione avvenuta l'anno scorso, e tutto è andato a finire tutto come abbiamo previsto noi. Ismirionis non è ovviamente solo commercio, ma è prima di tutto, ovviamente scontatamente, un rione. Lei lavora, ma anche vive qui. Da un punto di vista sociale è migliorato il No, è quartiere? peggiorato, basta guardare le ultime rapine che hanno fatto, sta peggiorando, perché ovviamente va solo a peggiorare, a parte le rapine, quindi la delinquenza. Non so come, perché è pieno di tossicodipendenti in giro che rubano. Io ho avuto un furto anche una settimana fa, in 6 anni non è mai avvenuto, ho avuto un furto 6 anni fa. I furti sono frequenti, potete chiedere anche a tutti i commercianti che chi più chi meno ha subito o hanno cercato di rubare. Eh, la situazione va solo a peggiorare. Ha subito un furto, cioè cosa è capitato esattamente? Mi hanno rubato un articolo dall'esposizione, però non ho visto chi è, non si vede. Che le telecamere ce li ho solo, riprendono soltanto dentro il negozio, non riprendono fuori, hanno allungato una mano, ho preso un articolo e sono scappati. Quindi, in un flash, signor Contu, da un punto di vista sociale, Ismirionis ha ancora molte problematiche? Molte no, ci sono delle problematiche, ma basterebbero semplicemente dei controlli, tipo come c'era tempo fa, poi adesso l'hanno interrotto, non so come si chiama, la polizia di strada, un controllo, cioè mettere più controlli che fungono da deterrente per questi problemi. Poi i problemi che ci sono in questo quartiere ci sono in tutti i quartieri, c'è gente, anzi per la maggiore, gente brava, per la maggiore. Poi come in tutti i posti ci sono gli elementi sbagliati, ma questo avviene anche nel quartiere Generugi, nominiamo Generugi perché si va sempre in fretta a Generugi, però anche lì ci sono le pecore nere, però
non saprei cos'altro aggiungere.